La città di Sora torna alla ribalta delle cronache regionali e locali a causa del fenomeno del consumo della droga e del degrado che ne consegue nei luoghi più isolati del paese. È tornata fortemente in uso tra i giovani la droga degli anni 90, l'eroina, quella più economica ma anche la più pericolosa. E gli operatori ecologici di Ambiente e Salute SRL devono continuamente bonificare le zone in cui i ragazzi si ritrovano per farne uso, lasciando le siringhe utilizzate anche in posti frequentati da bambini, diventando un pericolo reale per i più piccoli. Per cercare di arginare il fenomeno, nella giornata di giovedì 28 settembre sono venuti a Sora i responsabili della comunità Figlie di Sion di Castel di Sangro per raccontare quello che fanno e per poter essere d'aiuto a chi ne avesse bisogno. Perché bisogna far entrare i ragazzi in comunità, i ragazzi che hanno dipendenze da alcolismo, ludopatia, tossicodipendenza, per cercare di ricostruire una loro vita, per cercare di riprendere la propria vita in mano. Il percorso principale della comunità è lavorare su se stessi, quindi lavorare sulla propria persona, ricominciare da zero e ricominciare una nuova vita. Molti vedono la comunità come un carcere, quando la comunità tutto è tranne che carcere, la comunità è aperta, è molto libera. Noi a Castel di Sangro abbiamo tantissimi animali, abbiamo una bella comunità all'aperto, stiamo in montagna. Siamo 8 ragazzi di Sora, più un ragazzo di Isola Liri che ha finito da poco il percorso, Matteo, che ha fatto un bellissimo percorso, un percorso esemplare. Adesso si è iscritto anche all'università, quindi sta studiando anche scienze religiose. Se siete interessati per un colloquio oppure a un qualsiasi chiarimento, basta cercare centro d'ascolto sulla pagina Facebook, centro d'ascolto Figlia di Sion, contattate, vi sarà dato il contatto diretto e potete chiamarmi, così vi posso spiegare tutto come funziona la comunità, quello che si fa e quello che non si fa in comunità e i modi per accedere in comunità. Importante la testimonianza di Riccardo, ragazzo di Sora che ha compiuto il suo percorso all'interno della comunità per poi diventare a sua volta un educatore. Io ho fatto un percorso di recupero per 4 anni e al termine del percorso ho deciso di rimanere in comunità per portare avanti comunque i progetti della comunità e dare aiuto agli altri ragazzi. Questo perché ho vissuto sulla mia pelle quello che è stato il percorso, la dipendenza, la sofferenza. Quindi il messaggio principale che mi sento di dire agli altri ragazzi è che quello che ci sembra un gioco, quello che ci sembra che facciamo come una cosa normale, che può essere una serata insieme agli amici, o può portare a qualcosa di molto peggio, qualcosa che non riusciamo a gestire. Quello che sembra essere la felicità, col tempo diventa una forma di rifugio in cui io non riesco a esprimere le mie sofferenze, non riesco a esprimere il mio malessere e mi chiudo in questo. E tutto questo mi sento anche di dirlo alle famiglie, perché noi ragazzi non ci rendiamo conto dei rischi, dei pericoli che ci sono a fare determinate cose. Noi pensiamo sempre che il problema non sia così grave, che i danni possono succedere agli altri. Quindi ecco, voi famiglia avete il dovere, la possibilità di bloccarci, di aiutarci come? Facendoci rendere conto veramente che abbiamo un problema.